L'esplosione nella notte alle 3, scatta l'allarme e i carabinieri accorrono subito sul posto. Non c'è traccia di malviventi, che non sono però riusciti a rubare niente. Un grande botto che ha distrutto lo sportello bancomat della banca Montepaschi di Galleria Roma lungo la via principale di Albignasego alle porte di Padova e che ha danneggiato anche parte degli uffici. È il secondo caso in una settimana. Qualche giorno fa, infatti, a Limina, un'altra banda di malviventi ha cercato di forzare la cassa automatica con una sega circolare. Anche in quel caso, l'arrivo tempestivo delle forze dell'ordine ha messo in fuga i malintenzionati. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno transennato l'area in attesa che venga messa in sicurezza. Non è la prima volta che succede un fatto del genere qui in Galleria Roma, dove non sono presenti abitazioni, ma solo locali ad uso commerciale. È sempre preoccupante perché, ad esempio, sopra l'istituto di credito c'è un negozio diciamo, di parrucchiera, insomma, cade il soffitto, cade tutto, cioè, diventa un problema di ordine pubblico, insomma, perché questa delinquenza deve essere fermata, non si può continuare con... sì, con queste ansie, diciamo, del furto delle 6 di mattina in un centro commerciale su una cassa continua. È una cosa intollerabile.